Eder, Mech, Pallister. Sergio, ti è piaciuta la sceneggiata di Buono Cuore? Anche sul carabiniere si è superato. Certamente, e difatti lui parla e dopo dice che questo carabiniere è morto già nel 2020. Mia sorella è scomparsa nel 2021, perciò è veramente strano. E niente, io mi chiedo appunto come mai arrivano ogni tanto questi figuranti quando l'indagine va avanti e cercano sempre di depistare. Sebastiano, invece tu intanto mettiti più vicino perché dobbiamo stare qua seduti tutti. Cosa ti ha colpito di Buono Cuore a te? La cosa che a me veramente mi colpisce di più, vengo più vicino, sì, è il fatto che Sebastiano non deve sapere niente. Questo per me è una chiave di lettura che comunque mi ferisce. Poiché Liliana avrebbe chiesto dei sacchi neri in un'epoca non precisata, tu dici che quindi aveva dei segreti anche con te. Stanno dicendo tante persone queste cose qua. Io ti dico sinceramente non riesco a vedere, non riesco a pensare. Cioè, come ho detto parecchio tempo fa, io forse che Liliana devo vedere, capisci? Ho saputo la notizia dei sacchi neri, ho chiamato a questo carabiniere e di come comportarmi. E lui, siccome stava più di là e di qua, mi ha lasciato intendere di lasciar perdere. E questo è il coso del carabiniere. Questo carabiniere, che poi era più di là che di qua. Sinceramente, che poi è morto all'inizio 2020, è morto nel 2020, all'inizio, perciò diciamo, lui era neanche in condizioni di parlare. Il carabiniere Enzo dice a Buono Cuore di lasciare stare, di non segnalare nulla, ma non avrebbe potuto che essere così, poiché il carabiniere muore nel 2020, noi sappiamo invece che Liliana sparirà nel 2021. Allora, io penso intanto che questi testimoni tardivi che siano orchestrati da qualcuno. Non è che vengano di loro spontanea volontà a presentarsi per avere l'attimo di visibilità in televisione, notorietà, non credo, mai più. Anche a Che Pro, tra l'altro, loro a me non conoscevano Liliana. E non riesco a capire perché appunto si palesano in questa maniera qua. In ogni caso, rivedendo il tutto, io reputo ormai che questa procura di adesso, che ha iniziato a lavorare sul fascicolo in aprile, ha indagato il mio ex cognato per omicidio e in più con l'aggravante appunto del familiare. Io reputo che sia un femminicidio, sia stato un omicidio di prossimità, come abbiamo sempre parlato con l'avvocato, la stazione, con i conoscenti e gli amici, anche perché proprio mia sorella non sarebbe mai più salita in macchina con qualcuno che non conosceva. Quando lei è passata, qualcuno che conosceva l'ha fatta salire e dopo è successo quello che è successo. Il mio ex cognato abbia proprio la voce in capitolo, perché lui i telefoni non si sentono, il suo telefono per 3 ore, proprio quel giorno e solo quella volta. In più, dopo ci sono state tutte quelle varie contraddizioni, il cordino, e poi all'inizio ha detto io ho l'alibi perfetto, ma chi le ha mai chiesto un alibi? Non si sapeva niente. E tira fuori la storia della GoPro, che anche quello ormai è proprio, secondo me, anche ho visto proprio le prove tecniche, Sergio, però è una bisogna, bufala. Ha se ha bloccato il numero di Sterpin. Parliamo della frattura alla T2. Analizziamola bene questa vicenda. La nostra ausiliaria radiologa, la dottoressa Giaconi, non ha refertato questa lesività, ma non è che l'ha esclusa, non l'è andata a cercare, perché noi abbiamo voluto innanzitutto rivalutare lo stato del cadavere, che serviva molto anche per l'epoca di morte. Quindi noi gli abbiamo dato, io e il professor Del Rico, gli abbiamo dato un mandato fondamentale che era di escludere le lesività principali
e questa era una piccola frattura che la professoressa Cattaneo ha potuto trovare perché ha esumato il corpo e perché il corpo era quasi scheletrizzato, conseguentemente è molto più semplice. La Giaconi ha lavorato sulla TAC e quando gli è stato detto è compatibile quello che scrive la professoressa Cattaneo di questa frattura di T2, lei ha riguardato la TAC mirando a quel punto la sua valutazione diagnostica e immediatamente ci ha detto sì, è del tutto compatibile e quindi la frattura effettivamente, quella lesività è suggestiva per una frattura. Parliamo ora delle body farm. Sono delle zone di terreno che viene delimitato per non far entrare nessuno e in cui vengono disposti dei corpi, dei cadaveri. Questo consente di vedere la trasformazione nel tempo di questi corpi, come la putrefazione avanza, come si modificano a seconda delle temperature, a seconda del tempo, dell'alternarsi dei cicli del tempo e così via. È una esperienza esclusivamente o quasi esclusivamente americana in questo momento perché le legislazioni statali lo consentono a loro. Per adesso noi è impossibile poter pensare a analogie di questo tipo di ricerca, però devo dirle sono molto importanti dal punto di vista scientifico. Hanno una loro validità scientifica perché consentono di mappare un fenomeno da cui siamo partiti anche io e lei parlandone, dell'epoca di morte, e vedere la trasformazione di un corpo, poterlo vedere minuto per minuto, è importantissimo. Quindi vedere come le alterazioni non solo putrefattive diciamo pure, ma anche l'incidenza degli insetti, ecco, è fondamentale e la ricerca ci deve portare verso un'evoluzione in questo senso. Qua non è valido, tra l'altro non è riconosciuto ancora, vabbè, a parte questo. Io dico ormai proprio che i tempi sono maturi e spero che la procura mandi a processo il signor Visentin, anche perché anche lui l'ha richiesto, anche i suoi avvocati hanno detto sì, che andiamo a processo così abbiamo l'opportunità di difenderci. Vediamo, così che spieghi tutte queste contraddizioni, ma a un giudice, non per i vari salotti televisivi come è andato in questi anni, che chiedendo rispetto per Liliana ultimamente invece lui la sta denigrando avanti. Lui non si rende conto, non lo so. Io dico solo che sto vivendo da 4 anni una non vita. Io, i miei parenti, gli amici, i conoscenti, viviamo nel dolore, non sappiamo ancora niente. Proprio vorrei, è brutto dirlo, ma che appunto la procura faccia un'azione proprio coerente, incisiva e rapida, non aspettando tutto che non serve, anche perché loro hanno già tutta la verità nei documenti, il cordino, la GoPro, e dopo c'è appunto la signora della Wind, Sector Jack, adesso sto a Pizzaiolo, perché appunto lui ha bloccato il numero di Sterpin. Tutto deve spiegare questo a un giudice, il giudice valuterà appunto se è coerente o meno quello che lui racconta. Io reputo che sia così. Alla fine hai querelato Buonocore, vero? Sì, l'ho querelato. E adesso io chiederò, anticipo anche, approfitto, che io chiederò al ministro Nordio, ministro di Grazia e Giustizia, che cominci a vedere, che faccia un'ispezione all'operato della procura precedente e degli investigatori, perché se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, come tutti abbiamo pagato sempre. E il dato che nelle trasmissioni dicono no, tutti questi oneri, tutte queste spese erariali, chi pagherà? Chi ha sbagliato deve pagare, questo è. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.